Si può dire che era pressoché inevitabile che l'eco della polemica sorta attorno alla scelta di escludere gli atleti africani dalla partecipazione alla mezza maratona del Trieste Running Festival, la Miramar, in programma il prossimo 5 maggio, si espandesse a livello nazionale. Chi senza se e senza ma attacca la scelta dell'organizzazione è il Partito Democratico attraverso i suoi esponenti. Francesco Russo la definisce una scelta scellerata e, pur non nascondendo che il problema sull'etica sportiva degli atleti africani e di chi lucri alle loro spalle esista, condanna il messaggio che distorce l'immagine della città tutta. Ma dispiace davvero per l'ennesima brutta figura fatta fare a Trieste. Questa è una città straordinaria, in questi giorni abbiamo Hollywood che gira per Piazza Unità e dobbiamo far parlare di noi per una scelta scellerata di non far correre i runner africani. È un problema vero, io non lo nascondo, ne ho parlato anche con la federazione, con il CONI, però in tante altre città, in tutte le altre città mi sentirei di dire hanno risolto la cosa parlando con manager onesti e trasparenti. Allora perché non si è fatto anche a Trieste? Anche la campionessa italiana che sarà nella nostra città ha detto che devono correre tutti. Il responsabile della UNESCO City Marathon ha detto che ci sono anche in Italia organizzazioni che fanno lavorare gli atleti africani in trasparenza e trattandoli nella giusta maniera. Credo si sia voluto dare un messaggio sbagliato ed è contro questo messaggio che noi abbiamo reagito. A questo un ulteriore attacco che si sposta verso la classe politica che ha difeso l'organizzazione dell'evento. Che ci fosse tutto lo Stato Maggiore della Lega alla presentazione della mezza maratona fa pensare almeno un po' male, onestamente, e vedere anche oggi un assessore regionale rispondere per difendere un organizzatore privato quando nessuno aveva attaccato Roberti, onestamente fa credere che insomma, abbiamo toccato forse un nervo scoperto.